una giornata uggiosa, lavorativa, per cui ci sta. No, noi pensiamo, almeno i nostri sondaggi danno dei saldi che saranno di buon, come dire, di buon ritorno. Avere, come dire, una maggioranza qualificata di 2/3 di chi ha già deciso di comprare è una cosa positiva. C'è fiducia per l'avvio dei saldi invernali 2022 con previsioni di spesa nel Padovano che puntano a livelli pre-Covid e un generale ottimismo tra i consumatori a caccia dell'affare o che hanno voglia di coccolarsi con qualche piccolo regalo. Borse, borsettine, cosa avete comprato? Bah, abbiamo preso un completo in lana, un cardigan, dei vestiti per la sorellina più piccola, ne approfittiamo insomma. Avevate già addocchiato qualcosa? Certo, sì, si viene sempre e si spera appunto che con i saldi si possa portare a casa ad un prezzo vantaggioso. Che budget vi siete date? Non abbiamo budget. Io ho preso felpe, magliette, jeans, basta. E aveva già visto prima? Sì, dai siti. E le trovate a prezzi vantaggiosi? Sì, bassi, grazie ai saldi. Chi ha deciso, chi aspetta o chi addirittura rimanda aspettando ulteriori ribassi. Ancora un po' perché poi andranno ancora più giù i prezzi. Ma lei ha già addocchiato qualcosa per caso? No, so quali negozi tenere d'occhio, ma non ho ancora addocchiato niente. E che cosa pensa di acquistare? Beh, diciamo per mio figlio qualcosa di camicie, cose da uomo diciamo che sono care, sì, aspetto però i saldi che vadano un po' più giù ancora. I saldi, ha trovato qualcosa? Ho puntato un pantaloncino nero, ma prima preferisco fare un giretto, vedere un po' tutti i negozi, poi magari torniamo indietro e vediamo se l'acquisto può andare bene. Si è dato un budget? Ma sui 200-300 euro. Sì, poi io e mia figlia magari ci diamo da fare.